Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon inizio di settimana e non possiamo che ripartire dalla Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza che ha chiuso ieri con lo sfilamento, questa 3 giorni straordinaria. È stata una Dunata da record in tutti i sensi, in molti sensi. L'avete seguita in tantissimi sia su Rete Veneta che su Antenna 3. Media Nord-Est ha totalizzato un record, l'ennesimo record, con quasi 1,5 milioni di telespettatori ieri sulle nostre reti per raccontarvi come sempre passo dopo passo la Dunata degli Alpini nel suo momento più bello, quello dello sfilamento delle penne nere, che è uno sfilamento da record con oltre 100.000 alpini in sfilamento, superato il record di Treviso e 500.000 persone in città in questi 3 giorni. Insomma, record su record, a partire dal 1,5 milioni di telespettatori che ha seguito sulle reti Media Nord-Est questo grandissimo evento. L'hanno chiamata la Dunata del secolo. E allora adesso è il giorno in cui si comincia a tirare il filo, a fare il bilancio, ma anche concretamente a togliere le tende, come si suol dire, di questo evento. Allora andiamo subito da Daniele Garbin per capire come si respira l'atmosfera in città e concretamente cosa si sta facendo per chiudere questo capitolo straordinario che ha riguardato Vicenza e il Veneto. Daniele, buongiorno. Sì Nicola, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, proprio è la Dunata dei record anche per altri numeri. Siamo a Campo Marzio in questo momento, dietro di me c'è come si chiama, la tribuna d'onore. In questo momento fervono i lavori proprio per smobilitare quello che è stata questa grande macchina che ha funzionato in questi giorni. Record partire per esempio dal numero di penne nere. Ieri sera sono state quasi 100.000 a sfilare proprio davanti a questa tribuna. Ricordiamo quelle di Vicenza sono gli ultimi a sfilare in divisa nero-verde. Altri record sono stati anche l'affluenza, che in questo momento di persone stimano quasi 500.000 persone, molto di più di quello che erano state anche le attese. Si preventivano 400, ma i dati che si riescono a raccogliere in questo momento 500.000 persone. Ecco, in questo momento significava tutta l'organizzazione che è servita, non bastava solamente addobbare la città come è stato fatto, come è stato giusto, la sicurezza, ma anche tanti altri aspetti. Come Andrea Bedendo, il responsabile della SEBAC, che si occupa di che cosa? Sì, noi abbiamo servito la Dunata con il servizio dei bagni toilette distribuite per la città, e abbiamo servito tutte le varie aree, dai campi di ammassamento allo scioglimento, alle piazze, alle isole ecologiche, fino alla tribuna dei VIP. Abbiamo servito con i nostri monoblocchi dei bagni, con 900 bagni circa distribuiti e 30 operatori quotidianamente impegnati al servizio di questi servizi bagni. Ecco, Nicola, e chiedo nel frattempo anche al mio collega Andrea Benetti, si fa vedere qua intorno quello che sta succedendo. Bisogna dire che in questo momento, da ieri sera, proprio cominciata alle 23:10, è stato dato dal COC l'apertura dei varchi che fino ad allora avevano bloccato la città. Alle mie spalle in questo momento c'è anche un elicottero, il collega sta per decollare dalla cittadella alpina, proprio che ieri era qui ed era a disposizione di visitatori che sono venuti a vedere questo centro operativo sanitario delle attrezzature degli alpini, che erano pronti a disposizione di ragazzi, di visitatori. Ecco, diciamo che ieri sera, dicevamo, alle 23:10 è stato dato l'ok all'apertura di tutti i varchi e è iniziata l'operazione di polizia, quindi di riorganizzazione. Noi abbiamo girato già alcuni spazi intorno a Vicenza e dobbiamo dire che l'estrema pulizia già sono smobilitati, dalla dimostrazione di un'efficienza fuori dal comune, vero? Assolutamente sì. Ho visto i ragazzi dell'AIM in particolare molto impegnati nel ripulire la città. È stato molto bello anche lavorare con loro nel ritirare i bagni chimici e nel fare la pulizia. Oggi la città sembra splendida
dopo una donata così importante e straordinaria, quindi un lavoro bellissimo per una città bellissima chiaramente, quindi direi numeri da record, da esempio per gli altri, per Biella e che poi verrà per la donata. Ecco, allora Nicola giustamente parla di Biella, qui è stata data la stecca ieri sera, il passaggio di consegne, ricordiamolo, e proprio anche per questo segno di grande efficienza anche dei VIP che sono venuti, vero? C'è stata anche la conferma che lei si occuperà dell'organizzazione di Biella, no? Sì, esatto, insieme a Sebac ci occuperemo anche della donata di Biella e della prossima che verrà, in segno di continuità di questo successo di Vicenza, che andremo a trasferire anche a Biella come esempio del nostro operato veneto, direi, visto che siamo veneti. Bene, allora Nicola, direi che per il momento lasciamo lavorare con noi Andrea Bedengo, intanto facciamo un buon lavoro. Grazie mille. E con questo restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin. Allora riavvolgiamo il nastro e vediamo un po' la giornata di ieri con questi numeri da record. Allora accogliamo con un applauso questo sogno di pace degli alpini che apre la sfilata della 95esima adunata nazionale. È il sogno, l'invocazione di pace ad aprire la sfilata delle penne nere in una Vicenza quasi estiva. Il momento più atteso, più emozionante di questa 95esima adunata, quello in cui tutti gli alpini si mettono insieme in marcia. La sfilata è il momento in cui insieme vogliamo mostrare da un lato la nostra compattezza, la nostra capacità di essere insieme, ma anche dall'altro lato quella di saper condividere, di essere quindi solidali con tutti. Ecco, credo che questa sfilata abbia questo profondo significato, quest'anno poi con un motto veramente particolare. Sia gli alpini in armi nelle missioni di pace, oggi abbiamo la taurinense che non può essere qui, ma che è in Libano a fare da cerniera tra Israele e il Libano stesso con le forze dell'ONU. Al fianco del presidente Favero ha sfilato il ministro della difesa Guido Crosetto a Vicenza insieme al generale Francesco Paolo Figliuolo. Il ministro Crosetto ha rigettato l'ipotesi di ripristinare il periodo di leva in termini educativi per le nuove generazioni. Il servizio civile universale, ha detto chiaramente, non è una cosa che riguarda le forze armate. Agli alpini sono arrivati i saluti istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, in tribuna il vice premier Matteo Salvini e il ministro Luca Ciriani. La lunga marcia tra due ali di folla è proseguita fino a sera con i veneti e i trevigiani che hanno sfilato per ultimi. La storia siete voi, davanti a voi la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, sezioni numerose e ricche di storia alpina. E adesso la sezione di Vittorio Veneto, una sezione importante, se non altro per il nome che la lega inevitabilmente, ineluttabilmente alla città della vittoria. Reparto Salmerie, oggi non ci sono più gli Roso, non ci sono più i vecchi muli, ma c'è il loro ricordo e la loro storia. Ammirate il vessillo della sezione di Conegliano per quei del Conegliano, o se sciampe o se moro. Sindaci fieri in testa alle delegazioni, gruppi alpini che orgogliosamente sfilano davanti alla tribuna d'onore. È la volta di Treviso. Fa il suo ingresso nell'area dello sfilamento la sezione alpini di Treviso, terra del Grappa, del Piave e del Montello, territorio toccato dalla storia, ma anche da un presente di attiva operosità a servizio delle proprie comunità. Infine il passaggio della stecca a Biella che ospiterà la Dunata 2025. E c'erano ovviamente tutte le sezioni, c'erano anche gli alpini da Padova, vediamoli. La sezione di Padova! Erano più di 1000 gli alpini padovani che hanno sfilato lungo le strade di Vicenza per la 95esima adunata alpina. Tantissimi hanno voluto partecipare al momento principale di un weekend che le emittenti del gruppo Media Nord-Est hanno raccontato in una lunga diretta fin da venerdì sera. Più di 1.400.000 i telespettatori che domenica hanno seguito la diretta da casa. E la sezione alpini di Padova sfila con i propri cori bandistici, i propri gruppi bandistici. Con gli alpini anche molti gli amministratori locali che con le loro fasce tricolori hanno accompagnato le penne nere.
Un fine settimana che ha portato nel capoluogo bellico più di 500.000 di persone. È già tempo però di pensare al prossimo anno, quando sarà Biella, in Piemonte, ad accogliere le penne nere per la 96esima adunata. Allora, un altro passo indietro, vediamo come ieri la città si svegliava in attesa dello sfilamento delle penne nere dopo una 2 giorni che era già stata straordinaria, i giorni di venerdì e di sabato. Come si preparava la città all'evento clou? Vediamolo. Vi state portando verso l'ammassamento? Esatto. Intanto da dove venite? Da Piacenza. Ecco, e da Piacenza avete vissuto qui tutti e 3 giorni o siete arrivati? No, siamo arrivati adesso freschi. Ecco. Ma a che ora siete partite? Alle 5, un quarto alle 5. Chi ha trascorso la notte prima della sfilata a Vicenza, chi si è messo in macchina ben prima dell'alba per raggiungere la grande famiglia alpina, la 95esima adunata nazionale. La città si sveglia pian piano, gente per strada ce n'è poca, poi allo scoccare dell'ora dell'ammassamento il percorso della sfilata si anima di alpini e di pubblico. Come va? Siete pronti? È da un po' che siamo pronti, e ci stiamo anche preparando per la prossima. Noi siamo di Biella. In occasione della Dunata nazionale ieri voi cosa avete fatto? Il compleanno. Il compleanno. 72 anni. 72 candeline. Avete portato anche come sedervi? Sì. Bisogna essere comodi, bisogna essere in prima fila ma anche comodi. Comodi, sì, ha ragione. Dopo ci alzeremo per la sfilata. Colazione consistente perché la giornata è lunga e c'è da marciare. La figlia dell'Alpina. Ce l'ha anche scritto dietro, la figlia dell'Alpino, vedi? No, si è attrezzata proprio perché... Sono anche atalantina. Certo, perché è di Bergamo. Sì. Siete anche sì. arrivati in finale. Siamo in finale, siamo nella storia, quindi ho portato a Vicenza un po' di Bergamo. C'è chi alla Dunata non sfila, ma porta nel cuore e addosso un ricordo e un messaggio. Ci si sente uniti, ecco. Ed è quell'unione che la richiama. Il ricordo del mio compagno, che è stato lui a iniziarmi, a portarmi, e dopo vado avanti io e boh. Che cosa sta portando lei qui oggi? Io sto portando la zaino e il cappello del mio papà, originale della Russia. Si è fatto una necchia nella neve, 42 gradi sotto zero. Si addormenta e si sogna di me, il bambino piccolo che l'ho salvato. Ha detto: se non mi sognavo ero morto, aveva già un piede congelato. Ed è tornato a casa? Tornato a casa. Molti i figuranti che rievocano quel che è stato, dalle divise storiche alle moderne portatrici carniche. Ricordi che ci sono stati tramandati dalle nostre nonne, che noi abbiamo il dovere di tramandare e di non far dimenticare questo contributo che le donne hanno dato. Vecchi e boccia insieme per accompagnare uno dei più anziani di questa adunata, originario di Grancona nel Vicentino. Il suo nome e il suo cognome? Damiano secondo. Mai primo? Mai. Secondo? Sempre secondo. Anno di nascita? 1921. Ne racconta che è tornata dalla guerra, che nessuno se lo aspettava, perché lo pensavano già morto, e invece quando l'hanno visto arrivare tutto il paese le ha fatto festa perché proprio lo davano già per spacciato. Questa invece è? La Croce al Merito. Di guerra? Di guerra, sì. Straordinarie le voci e i volti di questa adunata nazionale di Vicenza, indimenticabile davvero, da record, e lo ricordo da record anche per Media Nord-Est, 1,5 milioni, quasi 1,5 milioni di telespettatori sulle nostre reti per seguire la giornata clou, quella di ieri. Chiudiamo con l'adunata, ma non chiudiamo con gli alpini, perché purtroppo tra le vittime dei rai dei ladri ci sono anche gli alpini, o meglio una famiglia di alpini. È successo a Selva del Montello ed era proprio alla vigilia della grande adunata. Mai successo una roba del genere, proprio perché siamo stati fuori un sabato dopo tanto è successo.
Una serata, la prima dopo molto tempo a cena fuori, poi al ritorno l'amara sorpresa per una coppia di Selva del Montello, la cui abitazione è stata razziata dai ladri. Quando intorno alle 23:30 marito e moglie sono rientrati a casa, hanno visto la porta al primo piano aperta. Una volta entrati hanno subito capito cosa fosse successo, sia la loro abitazione che quella in cui una volta abitava la madre del marito messa a soqquadro. Dalla cucina alle stanze da letto, cassetti aperti, dispense svuotate, vestiti negli armadi messi sottosopra. Disastro che adesso c'è tutta domenica da passare qua a metà posto. Purtroppo non c'è altro da fare. Forzata la porta di una camera, a terra frammenti di legno e una parte della maniglia strappata con forza. In una credenza i ladri hanno trovato circa 400 euro in contanti. Io ho visto i soldi qua, prendi i soldi e butta via. Dalla camera da letto della coppia invece portati via alcuni gioielli. Hanno rubato i braccialetti miei e la fede sua. Per fortuna gli altri li ho salvati. Erano ricordi, signora? Sì, quello della cresima mia e l'altro che me l'aveva regalato lui quando eravamo fidanzati. Fortunatamente i malviventi non hanno toccato una medaglia della madre defunta e il cappello d'alpino dell'uomo. Oggi dovevo andare giù a Bassano per via della Donata e mi metto a posto la casa. Nell'abitazione sono arrivati i carabinieri che ora indagano sul furto. Per marito e moglie resta lo shock per quanto vissuto. Come si vive adesso dopo questa esperienza? Coltivala. Un po' traumatizzati, senti sempre quelli intorno, state i ladri, ma quando ti capita resta il segno brutto. Così dunque la piaga dei furti che resta sempre molto forte. Allora adesso fra poco ci colleghiamo con Valentina Visentina a Padova, perché lo sapete c'è la protesta degli studenti del Bo che si sono accampati con le tende, sono gli studenti pro-Palestina, ma questa mattina hanno tentato anche di bloccare le lezioni. Vediamo però prima di collegarci con Valentina Visentin con le ultime novità, quello che diceva la ministra Bernini che si trovava in Veneto 2 giorni fa della protesta degli studenti padovani. Allora, prima vediamo cosa ha detto la ministra Bernini sabato e poi ci colleghiamo con Valentina Visentin. Attendono il 14 maggio gli studenti pro-Palestina accampati da ieri nei cortili Antico e Nuovo di Palazzo Bo. Durante il fine settimana non si fermerà la mobilitazione in attesa della riunione del Senato accademico dell'Università di Padova di martedì prossimo, che proporrà al 16° e ultimo punto una mozione sul conflitto nella striscia di Gaza. Non era finita bene il 9 aprile scorso, quando si era sfiorato lo scontro tra le forze dell'ordine a presidio del Bo e gli studenti che volevano partecipare all'incontro per chiedere alla rettrice Mapelli l'interruzione di ogni rapporto con le università israeliane. A rispondere alle nuove richieste degli studenti pro-Palestina è adesso il ministro per l'università e la ricerca Anna Maria Bernini, che sul punto dà una risposta secca e precisa. No, perché mi sembra assolutamente inappropriato. Noi siamo democrazie che devono collaborare ed esportare democrazia anche a livello scientifico. L'errore di questa posizione è confondere le università con il governo. Una cosa è il governo Netanyahu, con cui si può legittimamente ritenere di non volere condividere nulla. Una cosa sono le università. Le università sono i luoghi della scienza, della formazione e della democrazia. Una cosa sono i popoli, una cosa sono i governi, una cosa sono le università, una cosa sono i governi. Non bisogna mai fare confusione, altrimenti si rischia di limitare, non far crescere la democrazia. In attesa di martedì gli studenti resteranno accampati, mettendo in atto iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, dal volantinaggio a spettacoli improvvisati. E poi questo blitz di questa mattina che sta seguendo in diretta la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì,
Sì, buongiorno. Intanto vedete in diretta le immagini del corteo degli studenti che si sta spostando verso il Dipartimento di Storia. Questa mattina gli studenti pro-Palestina che da 3 giorni sono accampati nei cortili di Palazzo Bo hanno continuato con la loro mobilitazione cercando di entrare nelle aule di giurisprudenza della sede centrale del Bo per sensibilizzare anche gli altri studenti che stavano frequentando le lezioni, ma l'università ha chiuso le porte impedendo loro l'ingresso. Gli studenti così si stanno muovendo nelle varie sedi dell'università, da Scienze Politiche dove siamo appena stati, ora ci stiamo spostando verso il Dipartimento di Storia, ma raccontiamo insieme a Stella cosa è avvenuto stamattina, come sta proseguendo la vostra mobilitazione. L'obiettivo di questa mattina è di fare uno sciopero nella forma più pacifica che ci fosse, dando dei volantini e invitando gli studenti a partecipare. Era dire: per un giorno stoppiamo le lezioni, ne abbiamo tantissime durante l'anno accademico, per parlare di Palestina, in una fase in cui sappiamo che anche l'escalation su Rafah ci mette di fronte ad un genocidio atroce. Per cui quello che abbiamo fatto è stato provare ad entrare. La rettrice ha scelto di escluderci, di tagliarci fuori, di chiuderci le porte in faccia, ma soprattutto di chiudere dentro o fuori gli studenti e le studentesse che provavano ad entrare dentro l'università. Come sta andando? Come proseguirà la mobilitazione anche nei prossimi giorni? Proseguirà a oltranza finché la rettrice non ci darà le risposte che ce le deve sulla repressione del dissenso all'interno dell'università e soprattutto sul boicottaggio accademico, che è il punto centrale delle nostre rivendicazioni, che non abbiamo mai abbandonato e su cui la rettrice non ha mai proferito parola. Noi pensiamo che collaborare con università come quelle israeliane, che sono parte integrante di un sistema di oppressione, non sia un ponte di civiltà tra popoli, ma sia appunto legittimare un'oppressione sistematica di un popolo intero. E domani è previsto, proprio per domani pomeriggio, un nuovo senato accademico con una mozione della rettrice nella quale sostanzialmente si chiede il cessate il fuoco in Palestina, in linea con quanto richiesto anche dalle Nazioni Unite, ma non si fa riferimento, almeno per il momento, agli interruzioni dei rapporti scientifici con gli atenei israeliani, che è quello che stanno richiedendo gli studenti da tempo. La mobilitazione continua, adesso ci stiamo spostando nei vari dipartimenti e poi ovviamente i ragazzi torneranno di nuovo all'interno del Bo, dove da 3 giorni ormai ci sono le tende. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentini e ai tuoi ospiti. Un altro tipo di mobilitazione del tutto diverso riguarda il Parco di San Giuliano a Mestre, lo abbiamo già raccontato nelle scorse settimane. Torniamo perché ci sono delle novità da Ilaria Marchiori a Mestre, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui alle porte del Parco San Giuliano insieme ad Anna Forte, presidente dell'associazione Amici del Parco, che insieme a tutti gli altri ha organizzato questo evento che si è svolto ieri qui al Parco San Giuliano, che ha visto una fittissima partecipazione di associazioni in difesa del parco. Presidente, un'iniziativa che in qualche modo però era stata boicottata qualche giorno prima dall'amministrazione. In che modo? Beh, boicottaggio forse non posso dirlo, sicuramente non c'è stato uno spirito di collaborazione, perché avevamo richiesto l'area in punta per poter portare l'allestimento di una festa con picnic, con la musica eccetera, ma ci è stato impedito, non ci è stata data la concessione per motivi di sicurezza, non è stato richiesto dall'amministrazione, in questo senso diciamo che poco hanno collaborato con noi, di poter passare attraverso il polo nautico, bastava far passare un camioncino per il carico-scarico delle panche. Comunque ne abbiamo preso atto, ci siamo comunque riservati ogni valutazione, noi però non abbiamo annullato la festa, non so se pensavano e volevano questo, e come ha detto lei c'è stata una risposta da parte della città molto importante. Avevamo chiamato... voi l'avete fatta a 20 anni diciamo dall'inaugurazione, no? Però anche con un altro motivo, un obiettivo specifico, ovvero quello di imporvi contro delle scelte dell'amministrazione. Sì, certo, noi stiamo combattendo l'iniziativa assunta dalla Giunta Brugnaro e votata dal Consiglio Comunale di portare all'interno del parco, lungo via San Giuliano, sul canale di San Giuliano, su quello che è l'ambito più esteso di affaccio all'acqua, un polo intermodale di scambio merci con la costruzione di capannoni, 60.000 metri cubi si parla, e soprattutto la realizzazione con il piano urbano della mobilità sostenibile
disponibile di un terminal turistico. Queste sono funzioni che sono improprie al parco, secondo noi non sono neanche previste e realizzabili se rispettiamo la normativa vigente, e quindi abbiamo anche notificato la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, il ricorso al TAR, perché noi ci chiediamo appunto il fermo del provvedimento amministrativo. Abbiamo chiamato sapete di avere le carte in regola per poterlo presentare? Sì, sicuramente noi abbiamo molte buone ragioni, ne abbiamo già presentato uno all'atto della delega alla firma, questo si somma, abbiamo l'udienza prevista entro novembre e quindi a novembre sapremo se le nostre tesi sono dal Tribunale amministrativo considerate valide. Noi crediamo di avere molte buone ragioni. E quindi voi nel frattempo comunque continuerete a far sentire la vostra voce e a organizzare iniziative in tal senso. Ringrazio Anna Forte, Presidente Amici del Parco, qui da Mestre Istituto Scolalina allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie alla tua ospite. Torniamo alla cronaca allora. Momenti di tensione ieri pomeriggio agli impianti sportivi La Gemma di Casier per una lite tra alcuni ragazzi che stavano assistendo a una partita di calcio. È successo, sabato. Avevamo organizzato una partita di calcio femminile, erano tutte ragazze, naturalmente erano arrivati anche tutti i loro amici, i loro gruppi. Una trentina di giocatrici accompagnate da un'altra cinquantina di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, arrivati anche da fuori provincia, si sono dati appuntamento al campo da calcio dell'impianto sportivo La Gemma di Dosson di Casier. Un pomeriggio tra sport e allegria, poi intorno alle 18 il clima cambia e sale la tensione, quando per motivi non del tutto chiari scoppia una lite tra i due gruppetti. Quando hanno cominciato a fare così un po' di tutta questa gente, una massa che cercava, correva e si strattonava, e noi per precauzione abbiamo avviato le forze dell'ordine, tutto là. Volano degli spintoni, qualcuno dei ragazzi tenta di intervenire, anche gli stessi responsabili della struttura provano a calmare gli animi. Abbiamo detto cosa state facendo, non so, il ragazzo là, uno ha anche cercato di fermarne uno, ma nulla di particolare, insomma. In quel momento sono in corso anche 2 feste di compleanno con molti bambini presenti. Vengono chiamati i carabinieri, pochi minuti e la situazione torna alla calma, con i protagonisti del litigio che nel frattempo se ne vanno. È finito tutto in 2 minuti, solo che al momento, essendo tanta gente, abbiamo pensato di avvertire le forze dell'ordine, che poi sono arrivate quando era già tutto tranquillo. Ancora la cronaca giudiziaria, torniamo a Padova, dopo 12 anni si è conclusa con una condanna a 3 anni, una brutta storia di violenza sessuale nei confronti di una giovane badante moldava. Condannato a 3 anni e mezzo per violenza sessuale nei confronti della badante che doveva accudire la sua anziana madre, un 67enne di Solesino è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura. L'uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato lo scorso ottobre. La sentenza è diventata definitiva a febbraio. I fatti risalgono al 2012, quando una giovane donna moldava, 27enne all'epoca dei fatti, ha sporto denuncia nei confronti dell'uomo che aveva assunta come badante dell'anziana madre. Dopo appena qualche giorno l'uomo infatti aveva cominciato a molestarla con continue richieste di rapporti sessuali, asserendo che questi erano compresi nella sua paga mensile di 1.000 euro. La ragazza aveva respinto con forza gli approcci molesti, venendo in più occasioni palpeggiata anche davanti alla madre inferma dell'uomo. La ragazza ha così deciso di denunciare il 67enne, l'uomo è stato indagato e poi condannato con sentenza divenuta definitiva a febbraio. Gli agenti lo hanno rintracciato sul luogo di lavoro e portato in carcere a Padova. E sempre a Padova un blitz antidroga, vediamo. Scoperto dal continuo di rivieni sotto casa, un 34enne incensurato padovano è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova per detenzione ai fini di spaccio. Alcuni residenti della centralissima via Zabarella infatti si erano insospettiti perché ad ogni ora del giorno c'era un via vai di giovani. Gli agenti hanno atteso uno dei tanti clienti e quando ha citofonato per ritirare l'ordinazione di marijuana sono saliti con lui. Durante la perquisizione dell'appartamento del 34enne i poliziotti hanno trovato e sequestrato 200 grammi di marijuana, diversi grammi di cocaina, hashish ed ecstasy, oltre a 2 bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento e alcuni fogli con nomi e cifre riconducibili all'attività illecita di spaccio. Il 34enne è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa di convalida.
Ancora nel Padovano, nei Colli Euganei, la disavventura di un escursionista ferrarese lungo un sentiero. È dovuto intervenire il soccorso alpino per metterlo in salvo. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino di Padova per aiutare un escursionista 53enne proveniente da Ferrara che stava percorrendo un sentiero sul Monte Cinto in località Cavabomba. 8 i soccorritori intervenuti ad aiutare la donna che era sul sentiero dopo che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia. Caricata in barella, la donna è stata trasportata per 1,5 chilometri, poi trasferita in ambulanza all'ospedale di Schiavonia. Nell'altopiano di Esiago, l'ennesimo attacco dei lupi, feriti gravemente 2 asini. L'allevatore Ernesto Rigoni racconta: in pochi anni mi hanno ucciso 20 animali. Mi hanno proprio scavalcato 2 rete alte 2 metri e hanno aggredito gli asini, li hanno tutti azzannati. Rete scavalcata e asini vivi per miracolo. Non si fermano gli attacchi dei lupi in altopiano. L'ultima predazione ancora una volta nell'allevamento di Ernesto Rigoni. 2 animali gravemente feriti, sopravvissuti grazie ai latrati dei cani che hanno svegliato a notte fonda Ernesto. Per fortuna avevo 2 cani fuori e mi hanno avvisato, ho sceso di corsa dalla casa in pigiama e con una pila, una grande torcia, li ho spaventati e li ho salvati in extremis. Asini ancora vivi ma con ferite profonde in tutto il corpo. Sono tutti morsicati dietro, tutti azzannati, è un disastro insomma. Sono 20 gli asini di Ernesto Rigoni predati negli ultimi anni, una situazione ormai diventata insostenibile per i malgari allevatori del territorio che fanno i conti ogni giorno con paura, animali uccisi e nuovi stili di vita. E non si può più andare avanti, guardi, è una situazione, perché anche questa notte appena trascorsa mi sono alzato 2 volte perché passano continuamente, i cani abbaiano, non c'è più la tranquillità di prima insomma. Adesso, prima di andare in pubblicità, una notizia di cronaca che leggiamo da Treviso Today, quindi torniamo nella Marca. Emporio gestito da aziende apri e chiudi per evadere le tasse. 4 denunciati, indagini della Guardia di Finanza, scattano sequestri per 300.000 euro. Nel mirino gli amministratori stranieri che a partire dal 2012 si sono succeduti nella conduzione dell'attività specializzata nella vendita di articoli casalinghi e altri prodotti non alimentari, con un fatturato annuo di circa 1,5 milioni di euro e 15 dipendenti. Il blitz della Guardia di Finanza di Treviso. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Siamo in diretta di nuovo con Focus TG. Ieri si è celebrata la giornata internazionale dell'infermiere in Veneto. Il quadro è emergenziale, parliamo di sanità, in netto calo le iscrizioni ai corsi universitari. Nelle corsie, secondo il sindacato Nursing Up, ne mancano ben 5.000. Sono 37.195 gli infermieri iscritti all'albo in Veneto, ma all'appello ne mancano 5.000. È una cronica carenza quella che alla vigilia della giornata internazionale dell'infermiere registra il sindacato Nursing Up, alla quale si aggiunge la perdita di appeal di una professione che vede un continuo calo delle iscrizioni ai corsi universitari, nonostante l'aumento dei posti, con una diminuzione delle domande per l'anno accademico 2023-2024 del 20% per l'Università di Padova e dell'11% per quella di Verona. Gli infermieri mancano perché se ne vanno dalle strutture pubbliche verso attività di professione di attività libero professionali, piuttosto che nel privato, piuttosto che in contesti dove il guadagno è sicuramente più significativo. Dati Istat alla mano, lo stipendio annuo di un infermiere si aggira sui 24.000 euro, ben al di sotto di quanto accade in altri paesi europei, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia e Norvegia tra gli altri, o in Arabia Saudita, nuova destinazione attrattiva per gli apprezzatissimi infermieri italiani. A questo si aggiungono condizioni di lavoro sempre più difficili. Richiami continui in servizio, le ferie non assegnate anche quando chieste, lo spostamento in reparti sovraffollati di pazienti e allora il tutto
diciamo, le due cose sono un connubio, l'una non esclude l'altra perché le condizioni di lavoro peggiorano sempre di più per la carenza, e la carenza è figlia della questione economica e non solo. Le richieste sono chiare: il governo deve investire e ridare dignità economica alla professione con rapidi rinnovi contrattuali e l'aumento di fondi per porre rimedio a una situazione che vede in Veneto fortemente a rischio soprattutto i presidi sanitari più disagiati come quelli montani e pedemontani. Allora siamo di nuovo in diretta, abbiamo visto la sanità, di evento in evento. Abbiamo da poco concluso i commenti e il bilancio della adunata nazionale degli alpini a Vicenza straordinaria, che subito un altro evento in Veneto straordinario è in arrivo, perché dopo la giornata memorabile il 28 aprile a Venezia, che Media Nord-Est vi ha raccontato in diretta, c'è un altro appuntamento che Media Nord-Est vi racconterà in diretta sabato 18 maggio, quindi questo sabato, il ritorno di Papa Francesco in Veneto, questa volta a Verona, per parlare di giustizia e di pace. Allora cresce l'attesa nel capoluogo scaligero, dove per noi c'è Lorenzo Maier insieme a Cristian Roque Allende. Ti vedo proprio davanti all'arena, che sarà una delle tappe del Pontefice. Buongiorno Lorenzo, che atmosfera si respira? Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Si respira una atmosfera di grande attesa, ma anche di una città operosa che fa la sua vita e che continua a vivere anche di turismo, perché tantissimi turisti abbiamo visto qui oggi, scolaresche da tutta Italia, anche incuriosite, ecco, dalla visita di Papa Francesco che ci sarà qui sabato. Ci troviamo davanti all'arena che, come giustamente ricordavi, sarà una delle tappe fondamentali della visita di Papa Francesco qui a Verona. Giustizia e pace si baceranno, è il titolo della giornata e diciamo che rappresenta benissimo quelli che sono i capisaldi del Magistero del Santo Padre, che si sta molto spendendo quotidianamente per una pace. E non è un caso che la diocesi di Verona, come ci ha detto il Vescovo, per ringraziare il Santo Padre della visita qui a Verona, donerà al Santo Padre un'offerta proprio per le popolazioni ucraine, e qui da Verona nascerà una scuola di pace, quindi due cose molto concrete alle quali la Chiesa di Verona si sta preparando da tempo, che faranno da suggello alla visita del Santo Padre, che non è una comparsata di un giorno, ma che arriva come momento culminante di un percorso che la diocesi ha avviato già dall'anno scorso, quando venne data la notizia della visita di Papa Francesco qui a Verona. Se sei d'accordo, Nicola, farei sentire un estratto dell'intervista che abbiamo raccolto questa mattina con il vescovo di Verona, Monsignor Pompili. Come vi state preparando a questo grande momento? Ci stiamo preparando anzitutto pregustando già la gioia di questo incontro e cercando di realizzare tutte quelle condizioni perché questo appuntamento sia vissuto con le tante persone che interverranno con la serenità e anche, direi, con la sostenibilità necessaria. Giustizia e pace si baceranno, un po' una linea guida, un titolo anche di questa visita, possiamo dire, è proprio adatto al Magistero di Papa Francesco. Sì, e non solo, ma adatto soprattutto ai tempi che viviamo e che Papa Francesco interpreta in una forma assolutamente originale e direi anche controvento rispetto alle narrazioni precedenti che spesso fanno risultare la guerra come un esito quasi ineluttabile. Invece da Verona, grazie a Papa Francesco, ci sarà la possibilità di fare un grande grido di pace per cercare di rimettere insieme queste due dimensioni della giustizia e della pace, perché la pace
si nutre della giustizia e dunque di rapporti socialmente compatibili. Ecco, ci saranno vari momenti, ripercorriamo un po' brevemente le tappe della giornata, per favore. Il Papa arriva di buon mattino, come suo costume, partendo da Roma alle 6:30, arriva qui per le 8 e subito avrà un incontro con i bambini che saranno davanti a Piazza San Zeno, dunque davanti alla Basilica, dentro la quale saranno i sacerdoti, i religiosi e le religiose che il Papa incontrerà per primi, dopodiché uscendo sulla piazza farà festa insieme con i bambini e gli adolescenti, 5-6 mila che saranno lì ad assepati intorno alla piazza. Poi da lì, intorno alle 9:40, si muoverà verso l'Arena di Pace, dove troverà l'arena che sarà popolata da migliaia di appartenenti a diversi movimenti popolari che il Papa stesso ha invitato ad essere presenti, perché la sua persuasione è che la pace nasca dal basso, cioè non semplicemente è prodotta dalle scelte dei governanti, ma è anche invocata da quelli che sono, per così dire, i cittadini comuni. I movimenti popolari, circa 160 e diverse migliaia di persone saranno lì insieme con lui a riflettere sulle grandi questioni che fanno la pace, la democrazia e i diritti, l'ecologia integrale, le migrazioni, il disarmo, l'economia e la finanza. E dopodiché ci sarà il momento nel carcere, un momento privato per così dire, perché non saranno sicuramente possibili troppe riprese dall'interno, e che dice però di una scelta del Papa che va sempre nel carcere, ma in questo caso va in carcere e si ferma addirittura a pranzo con i detenuti, cioè condivide un momento particolarmente familiare con loro. E il messaggio che il Papa ogni volta lancia è che ogni persona non è mai semplicemente quello che fa, e per quanto abominevoli possano essere le sue azioni, nessuno che sta oltre quelle sbarre è considerato e da considerarsi una persona perduta. Ma questo è un messaggio potente che rimbalza anche al di fuori del carcere, perché dice che nessuna persona, per quanto fallita, è mai perduta. E da ultimo il Papa si reca nello stadio, dove celebrerà l'Eucaristia alla vigilia di Pentecoste con tutte le realtà ecclesiali provenienti dalle 320 parrocchie della diocesi. Saranno decine di migliaia quelli che saranno lì intorno a lui, e sarà il momento della Pentecoste, che per la fede è l'atto di nascita della Chiesa, perché Gesù, donando il suo spirito, introduce questa sua presenza che fa della Chiesa non più un gruppetto anonimo e disorientato, ma una comunità di persone coraggiosa e alternativa. Cosa si aspetta la diocesi e la città di Verona da questa visita? Ma fondamentalmente due frutti: da un lato la gioia del Vangelo, di cui il Papa è un interprete affidabile, come recita il titolo della sua enciclica Evangelii Gaudium, e dunque una rinnovata scioltezza e vivacità nell'annuncio del Vangelo, che rappresenta anche oggi una straordinaria maniera di guardare all'esistenza, appunto segnata dalla gioia più che dalla depressione, o peggio dalla tristezza. E dall'altra il dono della pace, da invocare per le tante situazioni lacerate che contraddistinguono il tempo che stiamo vivendo. Ecco Nicola, quindi la gioia del Vangelo e la speranza di pace. Possiamo sintetizzare così la bella intervista che ci ha concesso il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. Ascoltami, allora fra poco, se non sbaglio, se non erro, sei a Verona, e fra mezz'oretta circa dovremo avere in collegamento anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi. Allora ci rivediamo fra poco, se sei d'accordo, Lorenzo. Certamente. Perfetto, grazie mille. Allora, grazie a Lorenzo Maier e a Cristian Roca Allende che si trovano a Verona. Restiamo però in tema Papa, perché non si è ancora spenta l'eco di quella straordinaria giornata del 28 aprile. Dopo la visita del Santo Padre a Venezia ha preso sempre più corpo un nuovo modello per ospitare eventi in città, anche nel suo scrigno più delicato come quello di Piazza San Marco, e la città torna ad animarsi in città un interessante momento che coinvolgerà rappresentanti di categorie e addetti ai lavori. Una giornata davvero indimenticabile, quella del 28 aprile, con la visita di Papa Francesco a Venezia, che d'ora in poi lascerà anche un segno profondo nel modo di progettare eventi sostenibili e possibili anche in uno scrigno così delicato come quello di Piazza San Marco,
Nasce dunque un nuovo modello per i prossimi eventi, anche in vista della stagione estiva, e parole di Fabio Sacco, imprenditore nel settore dei trasporti e dell'accoglienza, nonché presidente del Centro di Informazione e Documentazione del Patriarcato di Venezia, danno il via libera ad un'importante fase di riflessione. Una giornata meravigliosa, è stato un piacere avere qui il Santo Padre, ci ha rialletato tutti con le sue parole, è un ricordo che resterà per sempre all'interno di tutti noi. La città ha funzionato poi anche dal punto di vista dei trasporti? Sì, la città ha funzionato, mi sembra che non ce ne siano state lamentele, una grande prova della città ancora una volta. Significativo anche il richiamo ad una città laboriosa e resiliente, che così sarà anche per i prossimi appuntamenti. Sicuramente quando parla del lavoro, della vigna, cioè l'impegno che bisogna produrre quotidianamente, le cose non nascono da sole, non ci sono miracoli, quindi bisogna impegnarsi tanto e lavorare alacremente. Venezia è una città resiliente. Sicuramente, non molliamo mai, siamo sempre qui e cercheremo da veneziani di fare il nostro dovere, sempre. Una Venezia che vuole sempre fare il suo dovere fino in fondo, e sugli eventi si aprirà presto anche un tavolo di lavoro, anche con il coinvolgimento della società Vera, braccio operativo del Comune. Chiudiamo la pagina sul Papa, ma poi, come detto, ci torneremo, perché torneremo a collegarci con Lorenzo Maier da Verona. Avete visto in apertura del nostro Focus TG la ministra Bernini che parlava della situazione degli studenti al Bo a Padova. La ministra era sabato a Treviso per incontrare, come ministro dell'Università e della Ricerca, gli artigiani, per incontrare Confartigianato sul tavolo le problematiche del settore, soprattutto nei rapporti con il mondo accademico. Mettere insieme tutte le competenze territoriali, dall'università agli enti di ricerca, Confartigianato, le altre associazioni imprenditoriali di categoria, per poter concorrere insieme a creare il futuro, perché noi siamo tutti fabbriche che producono futuro e deve essere un futuro adatto, compatibile ed efficiente per i nostri giovani. Superare le contrapposizioni tra il mondo delle professioni e quello della ricerca tecnologica è l'obiettivo ribadito nell'incontro che Confartigianato Imprese, marca trevigiana, ha organizzato nella sua sede a Treviso alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Gli artigiani hanno ribadito come la vera emergenza di questo tempo sia la carenza di manodopera qualificata. L'appello è quello di ricercare all'interno del sistema universitario percorsi professionalizzanti spendibili, concetti condivisi dallo stesso esponente del governo Meloni, che pone fortemente l'accento sull'aspetto accademico. Le università sono sempre parte del territorio, parte integrante del territorio che le ospita. Anche oggi i presidenti e i rappresentanti della categoria mi hanno parlato dell'Università di Padova, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con cui hanno rapporti e con cui vogliono far crescere questi rapporti, per dirsi prima di che cosa hanno bisogno le imprese, cioè come formare le studentesse e gli studenti sulla base dei bisogni delle imprese e dei territori. Mi sembra il percorso giusto. Non c'era solo la ministra Bernini nel weekend a Treviso, c'era anche il ministro delle infrastrutture e delle opere, nonché segretario federale della Lega Matteo Salvini. Lo vediamo dal sito del Gazzettino, presentava il suo libro e bene ha parlato anche del cosiddetto terzo mandato, la querel sul terzo mandato, sostanzialmente dicendo che è stato bocciato e quindi non lo ripresenterà. Non ripresenterà la proposta di andare oltre il terzo mandato, e quindi il titolo del Gazzettino è: Salvini archivia Zaia e rivela per il Veneto già in mente 10 nomi. Parliamo ovviamente delle regionali 2025 o forse 2026, quindi sostanzialmente dice impossibile poter candidare Zaia, tramonta definitivamente l'ipotesi terzo mandato, poi l'annuncio entro giugno l'autonomia sarà legge. Dunque questo è un tema che ovviamente scalda anche dall'interno il carroccio, che è già scaldato da altri elementi, da altri fattori. Lo sapete, anche la contestata scelta del generale Vannacci come capolista non a nord-est ma al centro e nelle isole, quindi come candidato per le europee, e poi questa pietra tombale a quanto pare del segretario sull'ipotesi di uno Zaia alle regionali 2025, che ovviamente farà discutere. Un tema che fa discutere è ovviamente sempre quello della sicurezza sul lavoro, con le tante troppe vittime anche in Veneto. La consigliera del Movimento 5 Stelle regionale Erika Baldin si mobilita con una nuova proposta di legge in regione.
Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha presentato un nuovo progetto di legge con l'obiettivo di contrastare la tragedia degli infortuni sul lavoro. Il progetto propone che la Regione si costituisca parte civile nei processi penali legati ai gravi incidenti sul lavoro, affiancando associazioni e sindacati già impegnati in questo campo. Inoltre introduce nuove norme per il riconoscimento e il ristoro dei danni derivanti da infortuni colposi durante il lavoro. Inoltre deve essere fatto un monitoraggio su quello che è l'andamento dei processi e sull'andamento e il numero dei risarcimenti che con questa Costituzione verrebbero incamerati. L'approvazione della legge comporterebbe anche l'istituzione di un monitoraggio generale sugli infortuni, quasi infortuni e malattie professionali, con una relazione annuale presentata al Consiglio regionale. Questa proposta è stata accolta positivamente dai rappresentanti sindacali, che hanno sottolineato l'importanza di una maggiore attenzione e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. In un contesto socio-economico come quello del Veneto, caratterizzato dalla presenza di molte piccole e piccolissime imprese, è fondamentale adottare misure concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori. Questa proposta di legge può rappresentare un passo importante verso questo obiettivo, ha affermato la Baldina. Ancora la politica, leggiamo dall'ANSA, scritta antisemita sul muro al Lido di Venezia, protesta del PD, consiglieri regionali, parole di violenza inaudibile. Una scritta antisemita con offese e minacce alla comunità ebraica è comparsa stamane al Lido di Venezia nella zona del Galoppatoio. Lo segnalano i consiglieri regionali del Partito Democratico, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis. Parole di una violenza inaudita, afferma in una nota, è da condannare per non lasciare il minimo spazio che vuole fomentare odio e approfittando della situazione internazionale, quindi riferimento ovviamente anche alle manifestazioni pro-Palestina. Visto che nelle vicinanze della scritta è stata installata da poco una videocamera di sorveglianza, auspichiamo che venga individuata la mano autrice di questo atto ignobile, quindi una scritta antisemita su un muro al Lido di Venezia. Sempre il PD, ma parliamo di condizioni di strade a Mestre. A Cafarsetti la maggioranza ha bocciato l'istituzione di una commissione straordinaria di indagine sullo stato delle strade comunali, nata anche sull'onda della tragedia del bus di Mestre. Per le opposizioni un atto di grave mancanza di trasparenza. La maggioranza di Brugnaro e della destra in Consiglio Comunale ha fatto un atto gravissimo, ha bocciato la proposta delle opposizioni di creare una commissione d'indagine in merito allo stato delle nostre strade, dei viadotti e dei ponti. La proposta di istituire una commissione straordinaria di indagine sullo stato delle strade del Comune di Venezia è stata respinta da Cafarsetti. Partendo dal terribile incidente del cavalcavia di Mestre, Monica Sambo, prima firmataria della proposta di delibera sottoscritta da tutti i capigruppo di opposizione, aveva chiesto la possibilità di approfondire la situazione della rete viaria e del piano delle manutenzioni programmate dal Comune. È gravissimo questo fatto perché non solo non permette a noi consiglieri di fare appieno il nostro lavoro e quindi di verificare quale sia lo stato delle strade e anche eventualmente decidere quali siano le priorità da seguire, ma dall'altro non si garantisce la sicurezza e la tranquillità anche ai nostri cittadini che devono invece poter viaggiare nelle nostre strade e nei mezzi di trasporto pubblici con la più sicurezza e serenità possibile. Oltre a lasciare molti dubbi sulla ragione di questa scelta, secondo Monica Sambo la decisione del Comune è sintomo di scarsa trasparenza e incapacità a dare un segnale di unità delle istituzioni. Di nuovo la maggioranza, come ha già fatto in passato, si dimostra allergica alla trasparenza e noi continueremo con la nostra azione invece di richiesta di trasparenza, faremo tutti gli atti necessari per chiedere qual è lo stato di manutenzione delle nostre strade. Così dunque Monica Sambo, restiamo nel veneziano ma andiamo a San Michele al Tagliamento perché c'è stata sabato una manifestazione pacifica dei residenti di Bibione Pineda che denunciano strade dissestate, zanzare e problemi nella raccolta di rifiuti in una zona che è ovviamente turistica alle porte della stagione estiva.
Bibione Pineda chiede una diversa attenzione a sindaco, a giunta e a tutti i consiglieri del comune. Mattinata di protesta pacifica quella di oggi all'esterno del municipio di San Michele al Tagliamento. Un centinaio di residenti che fanno parte della neonata associazione per la tutela e la valorizzazione di Bibione Pineda ha voluto far sentire con forza la propria voce. Jesolo fa comune, Caorle fa comune, Bibione Pineda e Bibione in generale con le sue spiagge sono una frazione di San Michele al Tagliamento. Questo cosa implica? Implica non disattenzione da parte dell'amministrazione comunale, ma delle priorità diverse. Priorità diverse che, protraendosi negli anni, hanno prodotto un degrado. Stiamo parlando di strade dissestate, ho ricevuto varie lettere come associazione che andiamo a costituire oggi pomeriggio per la valorizzazione e la tutela di Bibione Pineda, da parte di persone disabili che non riescono con la carrozzina a entrare in casa. Ci sono nuvole di zanzare, mi hanno detto che recentemente sono arrivate 120-130 lettere di protesta al comune con diffide anche di alcuni avvocati. Tra le richieste di attenzione anche il tema della raccolta dei rifiuti. Io volevo dire semplicemente che fare la raccolta porta a porta in una località turistica in cui c'è un continuo andirivieni di turisti anche stranieri è una cosa totalmente insensata. L'associazione al termine della manifestazione ha incontrato il sindaco Flavio Maurutto, che si è augurato una collaborazione reciproca e si è detto disponibile a un incontro a breve. L'associazione chiede lo stanziamento di apposite risorse da parte dell'amministrazione comunale. Questa stagione produrrà credo dai 4 ai 5 milioni di entrate dai turisti e dal soggiorno. Ecco, una parte deve rimanere dove nasce questa ricchezza. Un'altra breve pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, andiamo adesso a parlare delle elezioni comunali a Bassano del Grappa. Tantissimi occhi puntati ovviamente su Bassano nel computo dei grandi comuni che vanno al voto l'8 e il 9 di giugno, insieme ovviamente alle europee. L'atmosfera, i motori sono già scaldati da tempo in vista delle amministrative. Andiamo a vedere la lista della Democrazia Cristiana. Democrazia Cristiana di Bassano presenta la sua lista di appoggio al candidato sindaco leghista Nicola Finco per rilanciare la città. Ridare centralità a Bassano, salvaguardare i servizi che ci sono e migliorarli e implementarli e cercare di riattrarre servizi che diano centralità a questo territorio e risposte alle esigenze dei cittadini che vivono in questo territorio. Dare così anche più sicurezza a questo territorio, sicurezza intesa per esempio come riqualificazione dell'offerta dei servizi pubblici, l'ospedale, cruciale, primo tra i primi punti, ma anche la sicurezza delle persone. Noi abbiamo un sacco di persone anziane o fragili che rischiano di cadere nella solitudine. Lei ha detto una cosa molto chiara, a Bassano c'è bisogno che ritorni la politica con la P maiuscola. Il dato è che Bassano in questi anni non ha avuto politica. Il tribunale, tanto per intenderci, lo perdiamo anche per evanescenza della politica e dell'amministrazione. Avere politica significa avere leadership. Avere leadership significa essere attrattivi amministrativamente e essere attrattivi vuol dire che i servizi rimangono. E il candidato sindaco Finco vuole ricordare come l'alleanza Lega DC non sia una novità dell'ultimo momento nell'ottica del consolidamento del centrodestra. È un'alleanza che già è nata nel 2010 quando il presidente Zaia si è presentato per la sua prima volta. Ci ricordiamo c'era l'alleanza di centro di Luigi D'Agrò. Oggi questa forza di centro ha deciso di sposare il mio progetto politico, che è un progetto basato prima di tutto su un programma chiaro, su un rilancio del ruolo di Bassano del Grappa, ma soprattutto anche su una squadra coesa, cosa che non abbiamo visto in questi anni. E poi c'è lei, la sindaca uscente Elena Pavan, protagonista dello strappo ovviamente, di cui abbiamo raccontato tante volte, quindi con un centrodestra diviso, appoggiata come sappiamo da Fratelli d'Italia, ma che ha presentato anche la sua lista.
A Bassano la sindaca uscente Elena Pavan presenta la squadra che la affiancherà nella corsa alle prossime amministrative. 24 nomi, 14 donne e 10 uomini, professionisti e professioniste di svariati settori che hanno portato con sé un oggetto che potesse meglio rappresentare il loro impegno. Tante riconferme ma anche tanti volti nuovi. Tanti progetti, sicuramente vicinanza alle persone con tante sensibilità diverse, si va dal sostegno contro la violenza sulle donne al sociale, agli anziani, anche alla sensibilità per il mondo degli animali. Tante competenze diverse, diversificate, espressioni di realtà diverse, dalla scuola alla sanità, al sociale, al commercio, all'imprenditoria, quindi ciascuno con delle competenze che possano essere in grado di dare un contributo concreto allo sviluppo della nostra città. Perché votare la sua lista? Perché è fatta di persone che amano la nostra città, la mettono davanti ad ogni cosa, hanno una convinzione forte nel bene della comunità, sono apartitiche e sono disinteressate nel voler mettersi a disposizione della collettività. È una battaglia di liste quella di Bassano del Grappa, c'è anche la lista civica È il momento. Corridoi verdi e mobilità dolce. È il momento presenta la sua idea di Bassano del Grappa. Ci immaginiamo una Bassano molto verde che non solo abbia dei parchi ma in cui questi sono interconnessi, a creare dei veri e propri corridoi verdi fruibili in bici, a piedi, di corsa, in carrozzina, in modo sicuro, separato rispetto al traffico delle automobili e che quindi crea un collegamento sostenibile di mobilità dolce nel territorio. C'è un fatto politico molto importante nella nostra proposta, ovvero portare il turismo e la mobilità non solo nel centro ma anche nei quartieri periferici. Quindi l'idea è quella di collegare dal Parco San Bastiano al Parco San Giovanni Paolo II a tutta la parte della fornace e della centrale idroelettrica e collegandola con appunto percorsi sicuri, ciclabili, pedonali e soprattutto alberati, dove le persone possano vivere, star bene, passare del tempo e anche arrivare al centro in maniera sostenibile. L'idea è quella di far arrivare Bassano a livello delle città europee. Sì, esatto. Noi crediamo che grazie a queste proposte Bassano può essere una città europea e anche ospite di un turismo sostenibile che si merita. A questa si aggiunge un'altra idea che risale ancora al 2001 su progetto dell'architetto Lucas Maniotto, legata alla realizzazione di una passerella sul fiume Brenta. Un attraversamento posizionato circa a 1,5 chilometri a nord del Ponte Vecchio, all'altezza di Contrada dei Cani sulla sponda sinistra e a nord di Villa Bianca e Michele sulla sponda destra, che avesse poco impatto dal punto di vista ambientale e visivo, con uno scopo di essere, come dire, il punto focale per rilanciare tutta l'area a nord dal punto di vista turistico e dal punto di vista culturale e ricettivo. E poi c'è Bassano per tutti con Paolo Retinò. Riqualificare l'area compresa tra il complesso di Monsignor Negrin, oggi proprietà ULSS, e le piscine di Agnolin per creare uno spazio a servizio soprattutto della terza età, nell'ottica di dar vita a un'oasi verde interattiva per l'intera città di Bassano. Europa Verde e Bassano per tutti, a sostegno del candidato sindaco Roberto Campagnolo, delineano così il loro progetto. A noi sta molto a cuore la qualità della vita delle persone, in particolare in questo momento degli anziani. Per questo motivo vogliamo anticipare un processo di amministrazione per Bassano e vogliamo immaginare insieme alla città, con un processo partecipato, un polo di cura e di servizi alla persona per gli anziani e per le persone in difficoltà qui, ad esempio nell'area di Monsignor Negrini. Lo diciamo perché fra 10 anni il 30% dei bassanesi sarà anziano. Questo significa che dobbiamo anticipare i tempi e governare il cambiamento demografico che abbiamo davanti. Qual è la sfida? Rileggere queste due aree, capire se e come poterle integrare per offrire, riqualificando, rigenerandole e salvando quello che è un patrimonio architettonico tutelato e un parco di notevole interesse, dare degli spazi, dei volumi in cui potersi occupare, dare servizi alla terza età, tipo cause intergenerazionale, con situazioni anche di coinvolgimento del quartiere. Quindi prendersi in carico in modo alternativo di una fase della vita importante della città, ma renderla permeabile e attiva anche da un punto di vista proprio psicomotorio, visto che abbiamo una struttura sportiva accanto,
in coerenza con la città. Su questo ci impegniamo, abbiamo un anno di tempo dal momento dell'insediamento per parlarne con i cittadini, con i soggetti interessati, per fare un progetto e nel 2026 per cercare di prendere i finanziamenti europei. Lasciamo Bassano, abbiamo raccontato prima un lancio di agenzia, una notizia che è stata segnalata dai consiglieri regionali del Partito Democratico Montanariello e Zottis. Ecco, vi facciamo vedere le scritte che sono apparse, alcune delle scritte che sono apparse al Lido di Venezia. Antisemite, vedete, le parole sono purtroppo inequivocabili e molto molto gravi. Vi cercheremo per sgozzare voi e i vostri bambini. Ovviamente sono parole inaudite, come ha stigmatizzato bene il consigliere regionale Montanariello, e quindi diceva anche lo stesso Montanariello che quella è una zona monitorata da telecamere, quindi probabilmente si riuscirà a risalire agli autori di queste scritte terribili di minacce di morte antisemite comparse in queste ore al Lido di Venezia. Torniamo al sorriso e facciamo ciclicamente, abbiamo aperto con gli alpini parlando, lo ricordo, del grande record di Media Nord-Est, oltre quasi 1,5 milioni di telespettatori per la lo sfilamento di ieri per la giornata clou. Abbiamo visto come oggi Vicenza si sta tornando alla normalità e dopo questa ubriacatura di alpini abbiamo visto i momenti salienti della giornata di ieri, ma anche come la città si era risvegliata. Vediamo la festa anche di Bassano del Grappa, perché anche Bassano del Grappa ha vissuto una dunata davvero particolare. Guardiamo. Due cuori che hanno battuto all'unisono, Bassano e Vicenza, durante i 3 giorni di una dunata storica per tutto il territorio, a unire tradizione, storia e riconoscenza verso 100.000 alpini che da tutta Italia hanno voluto esserci. È stato il Ponte Vecchio, una tappa d'obbligo per chi domenica ha sfilato, un ritorno a casa per chi a Bassano e su quel ponte ha lasciato il cuore, un bentornato a casa che la città degli alpini ha voluto dedicare a quasi 15.000 persone presenti nel weekend. Un ponte invaso d'affetto, di allegria, di festa, di voglia di dire grazie agli alpini, di darsi davvero una mano e un bacino d'amore. E poi le emozioni scandite dalla banda Ana Montegrappa, che ha attraversato la città come un'onda tricolore di orgoglio, di senso di appartenenza e di comunità. Prosegue il Tour 2024 Scuola Sicura Veneto, il format ideato dall'assessore regionale Bottacini dedicato alle scuole del territorio per diffondere tra gli studenti la cultura della protezione civile e dell'autoprotezione. La tappa in questi giorni è stata anche all'Istituto Valboite di Cortina. Prove di terremoto all'Istituto Valboite di Cortina d'Ampezzo, allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Anche questa volta l'esercitazione è andata bene e gli studenti coinvolti nel Tour 2024 Scuola Sicura Veneto si sono potuti confrontare con un format ideato per accrescere l'importanza dell'autoprotezione e per diffondere fra i giovani la cultura della protezione civile. Sono convinto che la cultura della sicurezza passi attraverso le scuole. L'obiettivo è realizzare un'esercitazione di protezione civile, in questo caso è stato simulato un terremoto con l'arrivo dei soccorritori, tutte le procedure, quindi le verifiche delle procedure, ma anche con il coinvolgimento dei ragazzi da veri protagonisti. Scuola Sicura compie 9 anni ed è un'iniziativa apprezzata soprattutto dagli studenti, la cui partecipazione attiva è fondamentale per testare e diffondere, magari anche in famiglia, le buone pratiche dell'emergenza. Un'iniziativa che ritengo importante e sulla quale vedo che stanno iniziando anche iniziative delle singole scuole, dei singoli comuni, e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che siamo sulla strada giusta. Sotto la guida tecnica del personale della protezione civile regionale, insieme ai vigili del fuoco, alle forze di polizia, ai sanitari e ai gruppi locali di protezione civile, gli studenti del Valboite hanno analizzato le azioni compiute durante l'esercitazione. Momento spettacolare, l'arrivo e l'atterraggio dell'elicottero del SUEM 118 per una simulazione di soccorso. La mattinata si è conclusa con la consegna ai ragazzi di un volumetto in cui sono custodite le principali regole e i rischi da conoscere, assieme ai riferimenti locali di protezione civile.
E poi ci sono i giovani che ci stanno a fare fatica. Come sapete è una iniziativa importante che coinvolge molti giovani del territorio in Veneto e li vediamo insieme al volley di Bassano. Fatica nello sport, fatica nel volontariato, un principio comune tra la Volley Bassano e il progetto Ci sto a fare fatica, una coppia che crea un forte sodalizio coinvolgendo giovani da tutto il territorio. L'idea è venuta perché da anni noi ospitiamo qua i ragazzi nella loro attività di Ci sto a fare fatica e fondamentalmente la nostra società è una società improntata su questo principio qua, che tutti ci stanno a fare fatica, a cominciare dai ragazzi ai dirigenti, agli allenatori. Sudore sul campo, sudore per la collettività. Ci sto a fare fatica, un messaggio che il Bassano Volley porterà con sé anche sul terreno di gioco. Noi siamo contentissimi e orgogliosi che il Bassano Volley abbia deciso di mettere il logo del progetto nella maglietta, e anche perché appunto alcuni dei ragazzi che giocano all'interno del Bassano Volley hanno partecipato anche al progetto negli scorsi anni, quindi questo ci permette sicuramente di facilitare il reclutamento di nuovi ragazzi che parteciperanno al progetto, ma allo stesso tempo anche di nuovi tutor. Un progetto che coinvolge giovani tra i 14 e i 19 anni, accompagnati da tutor dai 19 ai 30 anni e poi di supporto una figura di riferimento adulta, un nuovo modo di disegnare la società. Una volta c'erano gli oratori che erano da bacino per i nostri ragazzi dal punto di vista educativo, adesso è un po' più difficile e invece adesso ci sono società sportive che lavorano molto sui ragazzi, danno aggregazione, fanno educazione e creano quelle basi educative per formare dei buoni cittadini. Dai giovani ai meno giovani, torniamo nella Marca, a Spresiano, ultima lezione per l'Università del Tempo Libero per adulti. A salire in cattedra anche il primo cittadino Marco Della Pietra, un anno con un record di iscrizioni. Ultimo giorno di scuola per l'Università del Tempo Libero per adulti. In sala consiliare la lezione che chiude l'anno con un record di iscrizioni. Persone non solo residenti a Spresiano ma arrivate anche dai comuni limitrofi. Abbiamo raggiunto circa 190 iscritti, il che nel panorama provinciale ci pone ai vertici, almeno per i comuni più o meno paragonabili al nostro per popolazione, e la qualità della proposta è stata varia, elevatissima e soprattutto molto apprezzata dai frequentatori. Lezioni ma anche attività esterne con tanto di relatori da Venezia ad Asolo per scoprire alcuni aspetti culturali e architettonici del territorio. Gli argomenti toccati sono stati diversi: letteratura, storia dell'arte, psicologia, scienza. Siamo riusciti a portare a casa 24 incontri in presenza come lezioni e sempre molto partecipate, abbiamo avuto dai 70-80 fino anche a 100 presenze per una singola lezione, e quindi 24 incontri con 7 uscite. L'ultima uscita sarà sul Vaillant lunedì 13. Per l'ultima lezione è salito in cattedra il sindaco di Spresiano. È stata un'annata davvero eccezionale, con numeri che rendono orgoglioso me in quanto sindaco, ma credo tutta la comunità spresianese. 193 persone che si iscrivono all'Università del Tempo Libero non sono cosa da tutti i giorni. Un programma eccellente, tanti incontri e niente, io mi auguro che il prossimo anno si possa quantomeno pareggiare il risultato di quest'anno, quindi molta soddisfazione da parte mia. Intanto si guarda al futuro, vista la partecipazione di quest'anno si sta già pensando a trovare una nuova location. Il numero di iscrizioni potrebbe salire oltre quota 200. Ieri, nel giorno della festa della mamma, l'iniziativa di un parrucchiere di Treviso che ha aperto il suo salone per ricordare la sua mamma che non c'è più e per raccogliere fondi a favore dell'Advar. È stato tutto studiato appunto per la festa della mamma, è un modo per ringraziare Advar per l'aiuto che ci ha dato nel momento del bisogno, e quindi mi piaceva omaggiarli in questo modo qua, sia mia mamma che tutte le mamme che sono venute a mancare. Nicola Barera qualche mese fa ha perso l'amata madre Ornella e in questa domenica ha voluto aprire il suo salone di parrucchiere per omaggiare tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più.
proprio nel giorno della loro festa. Un'occasione per ringraziare e sostenere concretamente il lavoro dei volontari dell'Advar che hanno accompagnato Nicola, la sua mamma e tutta la loro famiglia nel momento più doloroso. Senza l'Advar sarebbe stato molto difficile. Advar dal mio punto di vista è sostegno, solidarietà, affetto per le famiglie e un accompagnamento dignitoso al fine vita. Un colpo di spazzola, una piega con la piastra, un momento per prendersi cura di se stesse, ma anche per essere solidali con chi sta soffrendo. E ho visto sui social che aveva postato l'iniziativa, quindi mi sembrava carino venire in un momento così, unire l'utile al dilettevole, quindi è stata una bella iniziativa. Tutte le mamme che non ci sono più e tutte le persone care che non sono più con noi. Tanti gli amici e le clienti che hanno voluto essere presenti in questa giornata di solidarietà. Quanto raccolto in questa domenica è stato interamente devoluto all'Advar. Chi è passato anche solo per un saluto, chi a farsi la piega, però devo dire tutte molto contente e quindi sono proprio felice di questo. Adesso un altro aggiornamento di cronaca dall'ANSA, truffa su bonus facciate, sequestrati quasi 9 milioni di euro, indagine della Guardia di Finanza di Venezia che ha eseguito un decreto di sequestro appunto per 8.802.000 euro emesso dalla Procura di Venezia. Il provvedimento ha riguardato una società lagunare operante nel campo dell'edilizia. Il suo rappresentante legale è colui che di fatto operava come responsabile commerciale, indagati per aver ottenuto, anche attraverso l'emissione di fatture attestanti circostanze non veritiere, illeciti profitti mediante la creazione, la cessione e l'indebita compensazione di crediti fiscali ritenuti inesistenti. Purtroppo una delle tante truffe sul bonus facciate che abbiamo raccontato. In questo caso i finanzieri che si sono attivati anche in seguito a numerose denunce presentate dai singoli condomini hanno acquisito elementi a sostegno dell'ipotesi investigativa secondo la quale le agevolazioni previste dal bonus facciate riconosciute alla società sarebbero state ottenute attraverso dei documenti che attestavano l'esecuzione di lavori nei fatti mai realizzati, in alcuni casi avviati ma non completati. Il sequestro ha riguardato i crediti d'imposta non ancora ceduti o compensati e pertanto ancora giacenti sul cassetto fiscale pari a circa 6,3 milioni di euro, ma anche un furgone del valore di 28.000 euro, disponibilità finanziaria per oltre 300.000 euro e quote societarie del valore di circa 200.000 euro. Tra le province, anche 6 immobili tra le province di Venezia e Belluno per circa 2 milioni di euro. In tutto quasi 9 milioni di euro in questa operazione della Guardia di Finanza di Venezia. Era un'ultima ora di cronaca. Torniamo a parlare invece di sorrisi. Abbiamo visto la festa della mamma, ci sono le mamme, ci sono anche le nonne e anni, cara. Sì, mamma mia. Che traguardo. Mamma mia. Sai cosa dicevano nella Bibbia? Che chi arrivava a un'età così avanzata vuol dire che era ancora più benedetto da Dio. Ah, ecco, allora meno male. È con la benedizione di Don Flavio che inizia la giornata del 100° compleanno di Lina Olivotto. Auguri. Nativa di Nervesa della Battaglia, Lina si trasferisce a 12 anni dalle zie paterne a Bergamo, dove lavora fino ai 24 anni come dama di compagnia di una contessa. Tornata nel paese natio per stare con i genitori, incontra subito quello che sarà il suo amore della vita, Antonio, che per paura tornasse in Lombardia le ha chiesto di sposarla solo 3 mesi dopo averla conosciuta. Un matrimonio che ha dato a Lina e Antonio 3 figli, 6 nipoti e 3 pronipoti. Il più piccolo, Giovanni, di 2 anni e mezzo. Non ha dubbi Lina sul suo ricordo più bello in 100 anni di vita. Mi ricordo più bello quando ho comprato il primo figlio. Ha lavorato a lungo come bidella nelle scuole di Nervesa e poi dopo la pensione si è dedicata alla vita da nonna. Una maestra di vita, la racconta la figlia Eleonora, mamma sempre presente e donna emancipata. E poi c'è il racconto straordinario che ha fatto Lucio Zanato a Vazzola, dove un apicoltore, pensate, ha scoperto, meraviglia della natura, che una cinciallegra aveva fatto il nido all'interno dell'arnia e viene protetta dalle api che sono nemici naturali della cinciallegra e a volte anche appunto sono il suo cibo. C'è questo rapporto di convivenza davvero incredibile che ci racconta il prossimo servizio. Stanno crescendo bene questi piccoli di cinciallegra.
protetti dal luogo singolare scelto dalla mamma per fare il nido, ovvero all'interno di un'arnia. Ad accorgersi di questo evento più unico che raro, Davide Feletti, che sta dedicando la sua vita all'apicoltura, portando costantemente in giro per tutto il Veneto le sue numerose casette. E su una di queste, in casa di Valerio Nadal, sulla piana della Sinistra Piave tra Tezze e Santa Lucia, l'altro giorno ha fatto questa singolare scoperta. Aprendo il coperchio mi sono accorto della presenza di questo nido e della presenza anche della mamma dell'uccello che stava covando le uova, 7 uova, e le stava appunto proteggendo e covando. Ma come ha fatto ad entrare nell'alveare? Dal portichetto d'ingresso lei ha trovato la fessura. Ma le api non l'hanno attaccata? Di solito le api, se tu entri nel loro alveare, ti attaccano. Evidentemente la natura ha sempre qualcosa da insegnarci e da stupirci. Di solito non permettono l'ingresso di animali estranei. In questo caso hanno deciso che questo povero uccellino aveva la possibilità di entrare e di nidificare all'interno. La cosa simpatica è che effettivamente mantengono una temperatura costante di 36 gradi nell'arnia, e quindi l'uccellino ha avuto modo anche di avere un aiuto nel riscaldamento di queste uova in questo periodo dell'anno veramente altalenante dal punto di vista climatico, dove siamo passati da temperature di 29-30 gradi a temperature vicine allo zero. Ma quello che deve farci riflettere, sottolinea Davide, è che la cinciallegra per le api non è solo un uccellino. Le cinciallegre sono insettivori, per cui si nutrono anche di api. In questo caso le api avrebbero a maggior ragione la necessità di tenerle lontane, se non altro. Evidentemente quest'anno particolare ha fatto sì che loro possano anche convivere da questo punto di vista. Le api avranno deciso che una piccola parte delle loro larve potevano essere sacrificate per alimentare questi piccoli uccellini. Quindi accettare di proteggere, far crescere un nemico in arnia, conclude Davide, non è solo un gesto di coraggio per queste api, ma è soprattutto amore per la vita altrui. Loro sono riusciti a farlo, noi esseri umani a volte abbiamo qualche difficoltà nel riuscire a gestire questa cosa anche tra di noi. Allora, adesso andiamo a Treviso, Fondazione Imago Mundi, una mostra particolare. Dare un senso a quanto sta accadendo nel mondo in un contesto nel quale i confini politici tra gli stati non sono sufficienti a delineare interessi e aree di influenza. Con questo obiettivo nasce la partnership tra la Fondazione Trevigiana Imago Mundi, CMB ed Harper e la Scuola di Fondazione Geopolitica di Limes. Per poter dare un'opportunità a 3 giovani di partecipare alla scuola di Limes attraverso 3 borse di studio. Questo è stato il primo passo che abbiamo fatto. Oltre alla borsa di studio, mercoledì 15 maggio alla chiesa di Sant'Eunisto ci sarà un incontro L'Italia nel mondo che cambia con Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di Limes. Questo è un avvio di collaborazione che intanto parte con la sponsorizzazione di 3 borse di studio per 3 giovani da noi selezionati particolarmente meritevoli, quindi è qualcosa di molto concreto. Poi con l'evento pubblico del 15 maggio alle 18 lì a Treviso e poi degli ulteriori passi di cui vi daremo informazione dopo quell'evento. I contesti geopolitici internazionali diventano di grande interesse anche per le imprese del territorio. Noi siamo strettamente collegati a quello che succede nel mondo, l'abbiamo appreso sia dalle guerre che stanno succedendo o dai passati pandemici, no? Che comunque coinvolgono aziende o comunque il territorio, famiglie anche dello stesso territorio. Ecco che capire meglio, capire prima quello che può succedere nel mondo attraverso la formazione di questi studenti ci aiuta anche a prevenire o a indirizzare meglio le nostre strategie. La scuola di Limes è centro di formazione della nuova classe dirigente italiana e questa partnership è molto significativa per le aziende della marca che hanno una propensione molto alta all'esportazione. Capire il mondo in cui si portano i propri prodotti sia una necessità che magari una volta era affidata un po' all'intuito sicuramente l'intuito dell'imprenditore che ha fatto nascere l'azienda, l'ha fatta sviluppare, ma oggi se i cambiamenti sono talmente repentini, talmente veloci e complicati che non basta più solo l'intuito, ma ci vuole sicuramente anche una preparazione. Allora, a tempo di record il nostro Lorenzo Maier insieme a Cristian Roque Allende ha raggiunto anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi. Lorenzo, allora abbiamo 3 minuti di tempo. Ovviamente torniamo a parlare dell'attesa del Papa a Verona con il primo cittadino. A te, Lorenzo. Grazie Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qui con il sindaco di Verona Damiano Tommasi che ringraziamo per essere con noi. Allora sindaco, come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando per quello che sarà una giornata molto intensa con
parecchi momenti in cui Santo Padre Papa Francesco sarà nella nostra città, e in alcuni tra l'altro luoghi suggestivi della nostra città, e in momenti con la presenza di associazioni e le parti della nostra comunità molto, molto importanti, dai ragazzi ai giovani, appunto i consacrati, che fa parte del suo incontro della mattina, e poi l'Arena di Pace con tutti i movimenti non violenti, pacifisti, attivisti, non solo della città, e poi il momento che avrà lui in carcere, e alla fine la messa conclusiva che ci sarà allo stadio, che coinvolgerà tutta la comunità della provincia e del territorio. Cosa significa per Verona, credenti e non credenti, poter ospitare un personaggio come Papa Francesco? Ma al di là di un ringraziamento per l'attenzione alla nostra comunità, alla diocesi di Verona e la vicinanza alla nostra città, è senz'altro anche un momento particolare, perché si riprende con l'Arena di Pace un percorso che Verona ha sempre tracciato, che è quella di essere città di dialogo, di incontro, e tra l'altro terra di persone grandi che hanno fatto grande la storia di Verona in attività missionaria, e ovviamente avere qua una presenza tanto forte, tanto emblematica, dà a noi ancora di più responsabilità rispetto a questo ruolo. Un grido di pace, diceva il vescovo questa mattina quando abbiamo sentito che parte da Verona. È orgoglioso di questo, è contento? Sì, è un cessate il fuoco che gridiamo e che chiediamo tutti insieme, perché credo che questo sia l'obiettivo di tutti in questo momento. Sappiamo che non è semplice, sappiamo che le parti in causa, non solo nei due focolai più vicini a noi, che sono appunto la Palestina e l'Ucraina, ma in tutti i paesi dove oggi purtroppo suonano le armi, la voglia di cessate il fuoco è tanta, e speriamo e ci auguriamo che questi momenti e questo momento, la giornata di sabato, contribuisca anche a dare voce a chi in questo momento ha un megafono più piccolo di quello che può essere il megafono che dà la città di Verona. Posso fare una domanda personale? Dal suo punto di vista, per lei uomo, cosa significa poter accogliere Papa Francesco? Una grandissima responsabilità rappresentare la nostra città in questo incontro, perché, come ho detto, è l'incontro del pontefice con la città di Verona, e essere oggi in questo ruolo a rappresentarla è una grande responsabilità, un grande orgoglio, un onore, e anche un impegno per il futuro, a poterlo fare nel migliore dei modi e lanciando messaggi positivi che la nostra città ha saputo dare nel corso della sua storia, che si deve far carico anche per il futuro. La città non sarà bloccata, cioè sarà comunque vivibile, anche durante la visita del Papa. Mi auguro che si blocchi in ascolto di quanto avrà da dirci. Lorenzo. Grazie mille, grazie Nicola. Grazie davvero al sindaco Tommasi, grazie anche a te Lorenzo, e ovviamente poi raccoglierai anche le voci dei veronesi, le sentiremo in questi giorni, oltre a quelle del sindaco Tommasi e del vescovo Pompili che abbiamo visto prima. Grazie anche a voi per averci seguito, arrivederci.